Buongiorno, ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Di seguito i titoli più importanti della mattina. In apertura l'arresto di un sacerdote finito ai domiciliari e accusato di violenza sessuale ai danni di una donna ospite in una casa di accoglienza a Messina. Gli abusi sarebbero stati commessi nell'estate del 2022, vittima una extracomunitaria appena arrivata in Italia. Nuovi indagati inseriti nell'inchiesta della President Mafia a Palermo. Le accuse riguardano ipotesi di reato di falso, truffa e induzione indebita. L'operazione di oggi, denominata La coscienza di Zeno, ha portato a 11 sequestri preventivi. Nel mirino l'esistenza di un sistema di interessi illeciti radicati nell'istituto Falcone del quartiere Zen. Operazione della finanza nel Ragusano, operato un maxi sequestro di beni per oltre 1 milione di euro ai danni di un'azienda modicana operante nel settore della riparazione meccanica di autoveicoli. Nei guai 5 componenti di una famiglia accusati di bancarotta fraudolenta, emissione di fatture per operazioni inesistenti e autoriciclaggio. Tragedia nel pomeriggio di ieri nel Palermitano. Un turista toscano di 67 anni ha accusato un malore mentre si trovava nei pressi delle terme, morto davanti agli occhi di un amico medico. E in chiusura l'arresto di un falso tecnico dell'Enel siracusano, già denunciato più volte, minacciava, estorceva denaro e truffava povere vittime, per lo più anziane. L'uomo è stato arrestato a Catania e disposto il divieto di tornare in città per 3 anni. Come sempre vi ricordo che dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Grazie per averci seguito e a più tardi.